In settimana verrà riaperto al traffico veicolare il viadotto Acragas, meglio conosciuto come Ponte Morandi. Saranno però accessibili e fruibili solo le corsie centrali e verranno utilizzate una per senso di marcia, ovvero una a salire e una a scendere. La velocità consentita sarà ridotta rispetto al regime passato. L'importante arteria che collega Agrigento a Porto Empedocle era stata chiusa al transito dall'ANAS in via cautelativa 40 giorni fa. A preoccupare i tecnici alcune difettosità che hanno verificato in queste settimane riconducibili alle crepe che percorrono in più punti i pilastri e l'ammaloramento del calcestruzzo del viadotto. Carotaggi, prove di stabilità e di resistenza hanno dato esito positivo. Sono necessari però alcuni interventi di ricostruzione delle parti degradate e usurate dalle infiltrazioni dell'acqua piovana. Ieri mattina gli operai dell'ANAS delimitavano con apposita segnaletica orizzontale la corsia da restituire alla circolazione stradale e procedevano alla pulizia del manto stradale. Adesso, sebbene il ponte verrà parzialmente riaperto, come detto in settimana, gli operai dell'ANAS procederanno con i lavori di manutenzione e ripristino delle parti degradate e usurate dalle infiltrazioni. Ma sarà agevolato il passaggio delle auto in tutta sicurezza anche nel corso degli interventi, cercando così di limitare i disagi della circolazione stradale registrati in questi ultimi 40 giorni di chiusura del viadotto. Un sospiro di sollievo dunque per Agrigento, Porto Empedocle e non solo, ma anche per il traffico che ha reso in queste settimane invivibile la zona del quadrivio Spinasanta ed isolata la via Dante.